Bacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Tempo stabile con tanto sole, ma già da venerdì aumenteranno le nubi e nel corso del weekend a prevalere sarà l'instabilità. Vediamo intanto il dettaglio del 2 marzo. Sul Veneto tempo stabile, anche ampiamente soleggiato su tutta la regione, va evidenziata tuttavia una diffusa e parziale nuvolosità sui settori settentrionali, ma senza altre conseguenze. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono previste intorno agli 11-14 gradi, minime tra 2 e 4 gradi circa. Andiamo a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Cieli più nuvolosi sul nord dell'Udinese e del Pordenonese, ma senza fenomeni associati. Prevale un ampio soleggiamento sul resto della regione. Temperature massime tra 12 e 15 gradi, minime previste tra 3 e 5 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tempo stabile e soleggiato, da evidenziare soltanto qualche nube sparsa qua e là e locali addensamenti. Temperature in lieve aumento, massime sui 12-13 gradi, minime attorno a 1-2 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da sud, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Per oggi dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci a domani. Bacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.